Bentornati a Buongiorno Verona, siamo in diretta con tutti i telespettatori e gli ascoltatori per parlare del nostro tema del giorno. Oggi parliamo della salute dei due settori trainanti del nostro Veneto e anche di Verona, ossia la ristorazione e il turismo. Due comparti che con la pandemia hanno subito un colpo durissimo, come testimoniano i dati. Il 2020 della regione Veneto si è chiuso con un meno 61,1% degli arrivi e un meno 54% delle presenze. E anche la nostra Verona ha registrato numeri in netta discesa con il 58,4% delle presenze in meno. In questa odissea ovviamente a rimetterci sono anche i ristoratori che tra chiusure a intermittenza e cambi di colore sono ormai davvero allo stremo delle forze. E allora per parlare di questo siamo in collegamento con Ivan De Beni, presidente di Federalberghi Garda Veneto. Buongiorno Ivan. Buongiorno a voi e grazie dell'invito. Allora, dunque, come dicevamo, la regione Veneto è stata colpita duramente dalla pandemia come tante altre e tra le zone forse più flagellate c'è proprio quella del lago di Garda, dove le presenze turistiche sono quelle più consistenti di solito. Ecco, che tipo di dati abbiamo sulle perdite subite nella zona lacustre? Ma noi nel 2020 abbiamo radicalmente subito una perdita di presenze che si aggira intorno al 55, quasi 60%. E per quanto riguarda invece i fatturati si arriva a meno 80-85% di fatturati, quindi come si può immaginare è stato un colpo devastante per la nostra economia, per il turismo, per tutta la sponda veneta del lago, ma non solo quella veneta, anche quella lombarda e quella del Trentino. Se contiamo che assieme tutte e tre le sponde il lago di Garda contava normalmente 25 milioni di presenze di turistiche all'anno, è stato veramente un colpo incredibile. Ecco, Il problema... Sì, prego. No, continui. Dicevo, il problema è stato adesso che si replica nel 2021, Certo. cioè perdere una stagione, nonostante sia pesante per le nostre economie e per i nostri collaboratori, perché noi abbiamo lavoratori stagionali che non abbiamo potuto assumere regolarmente e quindi hanno cambiato, alcuni di loro hanno addirittura cambiato mestiere. Certo. Il problema è che finché è un anno va bene, ma adesso probabilmente il 2021 sarà uguale. Ecco, quanto incidono poi su questo fronte le presenze straniere e anche quanto hanno inciso sul periodo pasquale? Perché chiaramente, come diceva lei, diciamo si è perso sia la Pasqua del 2020 ma anche quella del 2021. Ma per il lago la Pasqua è fondamentale, è il periodo non solo che determina l'inizio della stagione, ma dovete pensare che la Pasqua per noi è come se fosse Ferragosto. Registravamo dei numeri record dove c'era il tutto esaurito. La Pasqua assieme poi dopo a quello che poteva essere il Vinitaly, che poteva essere il 25 aprile o il 1 maggio, erano delle date dove si faceva la differenza turistica. Quindi l'incidenza noi lavoriamo, come sapete, al 90% sul mercato estero, il 60-65% è il mercato tedesco, il 10-11% è un mercato che è collegato all'inglese, all'Inghilterra, e poi tutto il nord europeo, quindi i Paesi Bassi piuttosto che la Danimarca e la Francia, ecco. Quindi abbiamo perdere il mercato straniero è stato un colpo devastante. Ci siamo rifatti un pochino sul mercato italiano, in quanto l'anno scorso abbiamo notato questo turismo di prossimità, è stato battezzato, dove abbiamo ricevuto consensi e prenotazioni dal mercato italiano, chi magari era da 1 ora o 2 ore di macchina lontano dal lago, ecco. Però non è sufficiente, nonostante l'apprezzamento e il ringraziamento non è sufficiente. Certo. Ecco, iniziative per la ripresa, insomma, quali potrebbero essere delle idee per rilanciare il turismo, poi anche in vista dell'estate, ovviamente? Ma guarda, noi abbiamo la cosa fondamentale è che ci lasciano lavorare. Bisogna aprire il prima possibile,
compatibilmente logicamente con la sicurezza e con il piano vaccinale che sta prendendo forma, ecco. Però è sbagliato dare delle comunicazioni tipo, non so, gli alberghi apriranno i primi di giugno. È sbagliato, perché intanto gli alberghi non sono mai stati chiusi. Noi fin dall'inizio della pandemia non facciamo parte della categoria che deve chiudere, quindi noi siamo rimasti chiusi perché non abbiamo clienti, ma quindi attenzione a quella che è la comunicazione da dare. Un'altra cosa importante, auspichiamo che almeno per la metà di maggio o fine maggio venga completamente annullata la logica dei colori, perché l'anno scorso abbiamo lavoricchiato e siamo riusciti a fare i numeri che ho detto, perché quando è finito il lockdown tutta l'Italia si poteva viaggiare, si poteva attraversare. Se noi adesso cominciamo a pensare una estate con la logica dei colori, diventa estremamente complicato. Chi è che prenota in una regione rossa o arancione, dove i ristoranti sono chiusi e i negozi sono chiusi? È una follia. Quindi la prima cosa da fare sono queste cose qua, e poi riprendere immediatamente la promozione turistica. Ecco, e su questo fronte possiamo essere ottimisti o bisogna ancora andare con cautela, ecco? Ma io ho imparato a essere molto cauto. Io i conti adesso ormai mi piace farli alla fine. Noi siamo pronti, perché gli alberghi, i miei colleghi, stiamo già preparando le strutture, stiamo già contattando i collaboratori, i quali non vedono l'ora di cominciare a lavorare. Dipende da molte cose, dipende anche dal fatto che va data un'immagine diversa esternamente del sistema Italia, perché nel frattempo i nostri competitor si stanno già muovendo. C'è la Grecia, il Nord Africa, la Turchia, la Croazia, la Spagna, e sono già mesi che stanno lavorando per creare dei corridoi specifici e dedicati. Noi siamo leggermente in ritardo, quindi dobbiamo correre. Assolutamente. Beh, noi facciamo un grande in bocca al lupo a tutti gli albergatori del Veneto, del lago di Garda soprattutto, e speriamo si possa riaprire veramente al più presto. Noi, Ivan, la ringraziamo, grazie per essere stato con noi oggi. Grazie a voi. Grazie a voi, buon lavoro, arrivederci. Benissimo, allora vi salutiamo anche noi, vi diamo appuntamento tra poco con il nostro Buongiorno Verona per le notizie principali della mattinata. Grazie per averci seguito e a tra poco.